Il 29 gennaio 1979 era una giornata come le altre per il 37enne Emilio Alessandrini, sostituto procuratore della Repubblica di Milano. Quel giorno il giudice accompagnò il figlio a scuola, poi si diresse in auto verso il posto di lavoro. Non arrivò mai in tribunale. Un comando attaccò la sua auto ad un semaforo. Erano gli anni di piombo e Alessandrini era particolarmente impegnato sul fronte della lotta al terrorismo. Si occupò di grandi casi come la strage di Piazza Fontana e degli scandali del Banco Ambrosiano. L'attentato che gli costò la vita fu rivendicato da Prima Linea, un'organizzazione armata di estrema sinistra di stampo comunista. Oggi a Cadoneghe, nel Padovano, una cerimonia ha voluto ricordare la figura di questo giudice che si batteva per la legalità, presenti gli studenti degli istituti dell'area e una delegazione proveniente dal liceo Marchesi di Padova. Il 25 aprile 1982 l'amministrazione comunale fece collocare in Viale della Costituzione un busto in bronzo raffigurante il giudice. All'allora cerimonia di inaugurazione parteciparono la vedova Paola e il figlioletto Marco, oltre a molti magistrati di spessore, tra cui Pietro Calogero. Cadoneghe ricorda la figura di questo giudice, perché? Ma Cadoneghe da sempre è stata vicino ai diritti, vicino alla legalità, e quindi Alessandrini già nel 1982, come è stato ricordato, è stata una figura, diciamo, esemplare. Ecco, e come esempio proprio abbiamo voluto, ripeto, dal 1982 tenerlo presente. Adesso ha 40 anni che, come ha visto, ci sono state persone di una certa età e soprattutto giovani. Vogliamo veramente percorrere la strada dei diritti. Fisher Channel News, Cadoneghe.